Il variegato mondo delle truffe non smette mai di stupire, i malviventi se ne inventano ogni giorno una. L'ultima è la truffa delle assicurazioni per le autovetture. Un 42enne della Bassa Friulana è incappato in una di queste, stipulando una polizza ad un prezzo particolarmente conveniente con una sedicente compagnia assicurativa trovata cercando sul web. Al contatto telefonico presente sul sito a cui si è rivolto il ragginato risponde un uomo che lo convince a continuare la trattativa, dirottando lo scambio di informazioni su WhatsApp. Accordatisi sul prezzo per la copertura mensile della propria vettura, il venditore si fa mandare i documenti personali e dell'auto, comunicandogli per contro gli estremi di un conto corrente bancario su cui versare la somma. Dopo un mese, l'uomo ricontatta nuovamente il numero per estendere di un'altra mensilità la polizza, cosa che viene eseguita con le stesse modalità, ma su un diverso conto corrente. La cosa sarebbe andata avanti se l'automobilista non fosse incappato in un controllo dei carabinieri di Tarvisio, che gli contestano la mancata copertura assicurativa, disponendo il sequestro dell'auto. L'uomo contatta il numero della falsa agenzia, che dopo avergli inoltrato un contrassegno assicurativo, risultato falso, smette di rispondere alle sue pressanti telefonate. Poi sporge denuncia ai carabinieri di Tor Viscosa, che indagano riuscendo a risalire a 2 persone, entrambe residenti in Campania, di 29 e 54 anni, che sono state denunciate per ipotesi di truffa. Le indagini hanno accertato che la vittima del raggiro aveva effettuato 2 bonifici per un totale di 420 euro.